ipocondriaco, si finge malato per farsi visitare gratis in ospedale di mezza Italia, ma finisce malissimo. Cioè, lui faceva finta. Vabbè. Convinto di avere una grave malattia, un 55enne veneto. Sì. Quindi non possiamo fare il suo dialetto. Si è finto malato e si è fatto ricoverare in diversi ospedali italiani. Ma tipo che malattia? Sì, ma c'è una fitta qui, prestandosi con nomi falsi in modo da non pagare gli esami, e a tradirlo è stato un unico errore. Qual è stato questo errore? Sentiamo. Vogliamo sapere. Sì. Un uomo di 55 anni originato del Veneto, evidentemente ipocondriaco, lo scorso mese di ottobre si è recato all'ospedale di Catania. Cannizzaro si chiama. Cannizzaro l'ospedale. Catania. Famoso per le canizze. Le canizze. Riferendo al personale medico di avere una sensazione di debolezza e riduzione della sensibilità degli arti di sinistra. Sinistra. Quelli che te ce fai. No. E facendosi ricoverare presso il reparto di neurologia. Il mese successivo l'uomo si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale Gravina di Caltagirone. Proprio? Ha fatti tutti. Fornendo false generalità. Poi, visto sempre con gli stessi sintomi. Poi alla fine il video scende, si è scoperto e evidentemente è stato in imbarazzo. In poche parole, il paziente non ha fornito alcuna spiegazione, perché che cosa faceva questo paziente? Andava in giro per gli ospedali con una malattia diversa e con nomi diversi, ma era sempre lui però. Gilberto Fedeli, volevo un mal di testa. Poi andava di là, sono Ludovico Cipollini. È incredibile. Però anche 10 per la fantasia. Ma però intanto per 6 mesi, per 4-5 mesi, lui si è fatto analisi gratis. Quindi un supereroe, diciamo, della sanità italiana. Va bene, con questo noi possiamo mandare la sigla finale, perché abbiamo anche una sigla finale dove il nostro ospite, se ce la mettono questa sigla finale, dove il nostro c'è Federico, c'è